Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine assolutamente stagionale, che è la calimma. Con il termine calimma si intende il torpore, quello stato di torpore e di caldo che si avverte a letto poco prima di addormentarsi. È diventato poi nel corso del tempo anche un termine per indicare una situazione di caldo asfissiante, soprattutto estivo. L'origine del termine è dal latino, dal vocabolo calina, che vuol dire appunto calore. E una persona che ha reso celebre questo termine è stato Edoardo De Filippo in Natale a Casio Copiello, quando si risveglia da una nottata molto movimentata e dice che non è riuscito a prendere calimma, cioè non è riuscito a prendere sonno. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a una nuova puntata di Pillole di Napoletano e come si dice a Napoli, ciao Brin!